La 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia ritrova il pubblico e passerà alla storia come la mostra dei record tra biglietti e presenze. 60.477 i biglietti staccati durante questa edizione della Mostra del Cinema. Con le nuove sale allestite dalla Biennale i posti sono passati da 6.048 a 6.347. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 12 settembre 2022, la prima notizia del giorno riguarda la 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia che ha cancellato il Covid, ha superato i dati pre-pandemia e ha raggiunto un risultato positivo con un tasso di occupazione che è stato registrato pari al 100% per gli spettacoli in sala. Tutto esaurito quindi, 12.000 click da tutta Italia per il canale dedicato alla mostra, successo anche per Venice Immersive sull'isola del Lazzaretto Vecchio. Il bilancio della Mostra del Cinema di Venezia sulle pagine del Gazzettino di oggi in un articolo di Alda Vanzan che parla anche delle nuove sale all'ex Casino e in Riva di Corinto che hanno aumentato l'offerta nella cittadella, oltre 6.000 le prenotazioni per assistere alle proiezioni in realtà aumentata. Insomma, il festival più antico del mondo, 90 anni appena compiuti, può dirsi soddisfatto. Il pubblico ha ritrovato la sala e l'ha riempita senza neanche preoccuparsi, scrive Vanzan, di mettere la mascherina anti-Covid. Era solo consigliata, nessun obbligo. La mostra attende i verdetti degli Oscar, anche se con un leone d'oro consegnato a un documentario sarà un'impresa arrivare a Los Angeles. Questo il commento appunto del Gazzettino di oggi. Cambiamo argomento, è anche quotidiano. Il Mattino di Padova, nella prima pagina dedicata alla cronaca locale, apre con una notizia sul lavoro, in particolare sugli infortuni, che sono aumentati 1.736 infortuni in più in 7 mesi. La CGIL di Padova parla di un forte campanello d'allarme. L'aumento tra il 2021 e il 2022 è del 24%, cresce anche il numero degli incidenti mortali. Il sindacato chiede con forza che la politica si occupi di questa emergenza. Le cose non stanno andando per il verso giusto, i rischi sono ancora troppi. Questo è il commento di Dario Verdicchio, segretario della CGIL di Padova. Nelle statistiche non compaiono i lavoratori in nero, ricorda la CGIL. Le cifre reali quindi sono ben peggiori, quelle relative agli infortuni nel padovano. Le statistiche ufficiali, che sono quindi soltanto una stima al ribasso del fenomeno, parlano di 7.000 infortuni tra gennaio e luglio 2021, 8.758 infortuni invece sempre nello stesso periodo del 2022, una crescita quindi del più 24%. Ci sono anche i dati relativi al totale regionale, dove nel 2021 tra gennaio e luglio gli infortuni erano stati 39.177, quest'anno invece nei primi 7 mesi addirittura 52.691, quindi una crescita del 34,5% di infortuni nei luoghi di lavoro del Veneto, un dato preoccupante. Aumentano anche gli infortuni mortali, in Veneto passano da 53 a 60 nei primi 7 mesi dell'anno, una crescita del 13%. A Padova erano stati 8 gli infortuni mortali da gennaio a luglio 2021, nel 2022 già 9. Insomma, aumentano gli infortuni, aumenta anche l'incidenza degli infortuni mortali in occasione di lavoro, quindi l'incidenza degli infortuni mortali sul totale degli occupati, e aumenta in Veneto rispetto alla media nazionale. La situazione peggiore comunque non si trova nel Padovano, ma a Belluno, Rovigo, Venezia e Vicenza. Secondo l'analisi dei dati dell'osservatorio
Vega sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, la situazione della provincia di Padova in merito agli infortuni mortali non è la peggiore del Veneto. Considerando infatti gli episodi mortali nel luogo di lavoro o comunque nel trasferimento post o pre-mansione, il 13% in più in un anno di Padova è nettamente inferiore a Belluno, dove i casi sono raddoppiati, a Rovigo dove la crescita è del 67%, a Venezia dove la crescita è del 33%, e a Vicenza col più 71%. Solo a Treviso, ricordiamo, gli infortuni mortali sul lavoro sono diminuiti tra il 2021 e il 2022. Insomma, in Italia e in Veneto si continua a morire di lavoro e questo non è accettabile, dice Dario Verdicchio della CGIL di Padova, come non è accettabile che questa urgente tematica sia uscita completamente dall'agenda politica della campagna elettorale di qualsiasi coalizione e partito. Insomma, tira le orecchie alla politica, la CGIL di Padova, e chiede di tornare a occuparsi della sicurezza sul lavoro e della piaga degli infortuni mortali nei luoghi di lavoro. Voltiamo pagina, lo facciamo proprio parlando di politica. Sulle pagine del Gazzettino di oggi una pagina dedicata alle elezioni 2022 che si avvicinano e ai numeri delle piazze in Veneto, le piazze per i leader dei partiti nazionali naturalmente che si sfideranno alle elezioni politiche. Allora leggiamo il titolo dell'articolo di Paolo Calia: le piazze sono di Giorgia, nessuno fa i suoi numeri, a Mestre erano in 7.000 per la Meloni, gli altri big nei comizi non arrivano a 2.000. Treviso, ricorda il Gazzettino, era semivuota per Salvini, c'è il commento del coordinatore di Fratelli d'Italia del Veneto, mai fatto questi bagni di folla. Insomma, il Gazzettino fa una sorta di classifica, la Meloni stravince il confronto a distanza del gradimento, segno che il sondaggio pubblicato dal Gazzettino pochi giorni fa ha dato una giusta indicazione, Fratelli d'Italia in regione è in corsia di sorpasso e la Lega fa bene a preoccuparsi. Questa è la lettura di Calia nel suo articolo per il Gazzettino. Meloni, dice, stravince il confronto con tutti i big passati per il Veneto, ricorda il 28 agosto Enrico Letta, segretario nazionale del PD a Torre di Quartesolo in provincia di Vicenza, ha presentato i candidati del Partito Democratico davanti a 2000 persone, anche se un candidato trevigiano presente sul palco dice 1500 persone, non esageriamo. Carlo Calenda, leader di Azione, uomo immagine del terzo polo, ha scelto la strada dei teatri per presentare il programma, candidati e pungere gli avversari, sempre pieni ma con mai più di 200-300 persone. Dimentica invece la tappa vicentina di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle a Fornaci Rosse con oltre 2000 persone, il Gazzettino. Ma comunque in ogni caso ricorda invece le poco più di 500 persone in piazza Treviso per Matteo Salvini, numeri comunque distanti da quelli di Giorgia Meloni ieri a Mestre con 7000 persone. Numeri tra l'altro che in Veneto non si vedevano da tantissimo tempo per dei leader politici, presenze ai livelli di Bossi dei tempi d'oro, scrive il Gazzettino, o Beppe Grillo. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia dice: questi numeri sono soltanto frutto del tam tam sui social e del passaparola. Non ci aspettavamo nemmeno noi così tanta gente, abbiamo dovuto spostare per 2 volte i gazebo per accoglierli tutti, siamo rimasti veramente impressionati. Questo per quanto riguarda la politica. In conclusione, come ultima notizia flash di oggi per questa puntata di Sveglia Veneto, sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, nella rubrica Veneti, una intervista a Mattia Marangon di Mestre, è tra i fondatori di Legolize, la pagina con le vignette con i Lego che è diventata un fenomeno social, ha oltre 1 milione di follower e si racconta così: lavoravo da un commercialista, ho voluto cambiare, il segreto è farsi contaminare. Sono i meme, le vignette che si vedono sui social, su Facebook, su Instagram, con il bollino Legolize e gli omini Lego, le scritte in impact contornate di nero, insomma, le battute che sicuramente vi sarà capitato di vedere sui social. Chi è Mattia Marangon?
mestrino, 26 anni, ha iniziato per gioco naturalmente, c'è anche lui dietro alle vignette di Legolize, è uno dei cofondatori del progetto umoristico, 1,1 milioni di follower su Instagram, 680.000 su Facebook. Negli anni è cresciuto usando gli omini Lego come il suo simbolo. Ho sempre sognato di lavorare coi social, Legolize è un gioco che ci è esploso tra le mani. L'intervista di Laura Berlinghieri a Mattia Marangon sulle pagine dei quotidiani del gruppo Jedi. Oggi si potrebbe anche parlare di scuola, considerato che è proprio oggi appunto il primo giorno dell'anno scolastico 2022-2023. Nessuna notizia però sui principali quotidiani locali del Veneto di oggi, magari ne torneremo a parlare nei prossimi giorni, e quindi per oggi è davvero tutto per questa puntata di Sveglia Veneto. Grazie per aver ascoltato anche oggi questo podcast con la rassegna stampa. Noi torniamo a sentirci domani mattina come sempre. Nel frattempo a tutte e tutti voi una buona giornata.